È davvero un giorno felice perché finalmente vediamo realizzata quest'opera che è la palestra delle scuole di Fossalta di Trebaseleghe, ma è anche una palestra che incentiva lo sport, l'attività sportiva, ricreativa di tutto il nostro comune. È soddisfatta Antonella Zoggia, sindaco di Trebaseleghe. Con la palestra di Fossalta si realizza un'opera che l'amministrazione ha perseguito da tempo per dare risposta alle esigenze della scuola primaria e delle associazioni sportive del territorio. La struttura aveva bisogno di una profonda ristrutturazione. I costi previsti del progetto sono risultati da subito molto alti, circa 850.000 euro. Grazie anche al contributo di 550.000 euro di privati e della regione, il progetto si è potuto realizzare. Cittadini, disabili e associazioni che si occupano di sport paralimpici ora avranno modo di praticare lo sport in un ambiente nuovo e sicuro. Questa palestra è pensata sia per l'uso scolastico, ma poi anche per tutte le associazioni sportive che ci sono nel territorio e anche nei dintorni. Inoltre è una palestra che è stata pensata anche per atleti disabili. Questa palestra servirà innanzitutto alle scuole, visto che è comunque la palestra scolastica, ma servirà anche a tutte le associazioni sportive che hanno bisogno di strutture per potersi allenare. Visto che le associazioni sportive nel nostro comune sono veramente numerose, abbiamo già praticamente tutti gli orari coperti in questa palestra e siamo molto contenti di questo. Significa che lo sport sta continuando ad esserci. Opere pubbliche come questa palestra daranno ulteriori opportunità ai talenti sportivi di chi vive nel territorio. Sicuramente è una cosa che può aiutare tantissimo le persone, perché qua si fa aggregazione, si fa amicizia, ci si diverte e ci si allena, si prepara per una vita migliore, insomma.